Nella vita ognuno prende i propri esempi, ognuno è libero di prendere i propri riferimenti, i propri personaggi di riferimento. Non credo tanto agli uomini che si fanno da soli in tutto, non ho mai creduto negli eroi che partono, non guardano in faccia a nessuno, faccio tutto io, eccetera, eccetera. O meglio, non mi sono neanche mai piaciuti. Allora, quando uno si trova di fronte a degli esempi da studiare, da vedere, da prendere, caspita, ne trova tanti in questo mondo, no? Io ho sempre pensato questo, che dai vincenti si impara sempre poco, ho sempre avuto molto forte questa idea. Sarà perché li ho frequentati, anche appunto i politici, eccetera, eccetera. Ho sempre pensato che si impari molto poco. Ho sempre creduto che sia più utile dare uno sguardo a chi è stato sconfitto. Nella sconfitta, lasciatemi usare questo gioco di parole che è un po' poetico, però nella sconfitta vedo la vera vittoria. Quando uno viene sconfitto rimane in piedi comunque, quando uno viene sconfitto e tenta, come Yo-Yo Moro, di insegnarci qualcosa, nonostante sia finito in carcere, tenta di dirci che c'è comunque un orgoglio da tenere alto, che c'è comunque un'amicizia da non lasciare allo sbando. Io ho sempre pensato che questi veri personaggi, guardate, sabato scorso, tanto per tornare ai giorni nostri, no? Dovevo andare a fare una mostra dalle parti di Treviso, sono partito prestissimo da casa, erano le 6 di mattina, vado al bar, adesso non c'è più quell'osteria che stava nel mio cuore, un moderno bar di luci stroboscopiche, aria fresca e quant'altro. Però c'è sempre un punto di riferimento che è questo poraccio qui. Mi vede entrare alle 6 o 4 di mattina e mi dice: cosa fai qua? Io gli spiego: guarda, devo andare a lavorare a Treviso, sono di passaggio per un caffè. Lui, non ripeto le parole perché sennò mi arrestano, però insomma mi bestemmia dietro e mi dice: il sabato alle 6 di mattino si sta a casa con la moglie, non si va a lavorare, se vuoi salvare un matrimonio. Allora, un vecchio ubriacone che ha problemi con l'alcol da sempre, nella sua semplicità estrema, mi ha dato un insegnamento di vita. Ora io non potevo tornarmene a casa a dormire, ovviamente, perché ci sono anche delle responsabilità nel lavoro, però le frasi che ci vengono dette, invito tutti a riflettere su questa cosa, le frasi che ci vengono dette da certi personaggi vanno codificate, vanno prese non tanto come per buone, se lo prendevo, me ne tornavo a casa, mandavo il malore al lavoro e ciao, no, però dietro quella semplicità c'è un mondo che significa: guarda che il lavoro non è importante quanto la tua famiglia, oggi è sabato, non ridurti a correre anche il sabato alle 6 di mattina. E me l'ha detto uno che ha problemi con l'alcol da sempre, uno che alle 6 di mattina era lì appeso al bicchiere, per cui chiaro che io quello non lo posso prendere come punto di riferimento, se no divento un alcolizzato, però anche da quelli, anzi soprattutto da quelli, vengono secondo me gli insegnamenti veri. Anche nei confronti di chi ti sta più vicino, no? E quindi anche per un adolescente la protesta contro l'autorità dei genitori. Tu in questo libro, riferimento a tuo figlio, riferimento a tua moglie, a tua mamma, tuo fratello, ma anche nelle altre storie c'è un richiamo alla famiglia che è, io credo, fortissimo. A me ha impressionato la storia di questo ragazzo che a un certo punto non voleva far sapere a sua mamma che era omosessuale e sua mamma lo scopre in ospedale perché era stato pestato vestito da donna, era stato pestato da... Però non c'è mai la contrapposizione con la famiglia. Adesso molto spesso si considera la famiglia e si associa con il valore in qualche modo anche della religione, no? Solo i cattolici difendono la famiglia, quando invece la famiglia è ovviamente un significato più ampio, insomma un sistema valoriale più ampio a prescindere da come sia composta. Ecco, però mi stupisco, non ho letto storie di contrapposizione con i genitori, ho letto storie magari di assenza dei genitori, ma mai di... c'è sempre un legame molto forte, no? Condividi o no, oppure la mia impressione è sbagliata? No, l'impressione è giustissima, c'è un punto di partenza mio, qui entro proprio nel personale mio, che è quello che io sono orfano di padre da quando ero piccolissimo, per cui per me questo concetto di famiglia è da sempre stato un concetto fortissimo.
quando si è orfani o non si vuole creare una famiglia perché non la si è mai avuta, o secondo me se ne vuole creare una fortissima e da difendere proprio perché non la si è mai avuta. Io ho avuto questa fortuna di vedere il secondo aspetto, di volerla creare una famiglia. Vedevo con grossa invidia gli altri ragazzini che avevano il papà e la mamma, eccetera. Allora probabilmente ci sono anche i contrasti in queste famiglie, sicuramente quando ci sono dei ragazzi che hanno problemi ci sono contrasti in casa, però io ho sempre visto i genitori come i primi ad essere sconfitti. Lì a Villanova, ma tutte le periferie italiane. Chi prima soffre per i problemi del figlio è una banalità, quello che dico, sono la mamma e il papà. Non avrei neanche avuto il coraggio, anche se ne conosco alcune storie di contrapposizione, non avrei neanche mai avuto il coraggio di raccontarle, proprio perché i primi ad essere sconfitti sono i genitori. In un pezzettino del libro io lo dico che c'era un padre che diceva alla figlia, Isa, dagli occhi buoni, una che ha fatto politica anche lei, che diceva alla figlia non andare col zoppo perché sennò impari a zoppicare. Ecco, questi insegnamenti dei vecchi, della nostra periferia, dei genitori, eccetera, io li ho sempre salvati e non ho mai avuto quell'occhio di contrapposizione contro queste figure che potrebbero essere paterne, perché secondo me alla fine sono banalità queste, però ci tengo a ribadirle, l'amore che oggi sono padre, insomma lo provo veramente, l'amore che ha un padre per i propri figli è una cosa incondizionata che va oltre ogni cosa. Per cui le contrapposizioni poi io le ho viste anche nella mia generazione, quando ci sono state alla fine per brevi periodi, poi tutti quanti passiamo la boa e capiamo che mamma e papà avevano spesso ragione, anche quando ci gridavano eccetera. Questo mio amico che ha avuto questa vicenda molto cruda, ma anche le vite più avare meritano dei momenti dolci. La madre di Manuel soffrì molto nello scoprire quel figlio così diverso. Lo pensava uomo, se lo trovò in ospedale massacrato e travestito. A noi del branco questa storia spezzava il cuore e durante il racconto nessuno rideva o brindava, si faceva silenzio e basta. Da quella vicenda però è trascorso tanto tempo. Oggi so che Manuel è innamorato e la madre è in pensione. Un giorno ci siamo incrociati al mercato, lui e la mamma erano abbracciati come fossero amiche e avevano gli occhi felici. Manuel, ne sono sicuro, ha abbandonato i vizi della giungla metropolitana. Il mio intanto non credeva a me, ma infatti ricevere tutto dei messaggi. Tutto un messaggio che sono chiamato guarda,